Mercoledì 31 luglio, Sant'Ignazio di Loyola. È il 213° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 153 al termine. Il sole sorge alle 5:54 e tramonta alle 20:40. La luna si leva all'1:27 e tramonta alle 18:12. Al nobile Giorgio Querini viene proibito l'uso dello stemma di famiglia, vietato dal 1310 a causa della famosa congiura compiuta dai suoi antenati assieme a Baiamonte Tiepolo. Come si vede, le autorità veneziane avevano la memoria lunga. Le previsioni per domani. Tempo nel complesso variabile ma con spazi di sereno anche ampi, specie in mattinata e comunque prevalenti in pianura. Nubi più significative dal pomeriggio e più presenti in montagna. Potranno verificarsi alcune precipitazioni, dapprima locali e modeste, dal pomeriggio a prevalente carattere di rovescio temporale, sparse su zone montane e locali su quelle pianeggianti. Per le pianure minime, contenute variazioni di carattere locale. Temperature massime stazionarie o in leggera diminuzione.